Il militare, ho fatto il militare a Pesaro, 28esimo reggimento infanteria Pavia Car. Qualcuno ha fatto il militare con me? 28esimo reggimento 1939, niente, neanche uno. Finalmente, perché in tutti i paesi hanno fatto il militare con me. Ce n'è uno che ha detto, anche mia sorella ha fatto il militare con te. Pesaro, Fano, Falconaro, Rimini, Riccione, Cattolica, Ancona, tutta quella zona lì. Quindi tutto il giorno a marciare, ginnastica, poi la sera libera uscita. Andavamo a cercare le tedesche, c'erano le spiagge piene di tedesche, si vedevano le spiagge bionde, si sentiva ja e non bellissimo. Uscivo con un certo Pirasa di Villanova Monteleone, lo chiamavamo Pirasa il bastardo, perché sembrerebbe che il primo Pirasa della storia di cognomi sardi sia un bambino che la mamma aveva abbandonato sotto un albero di pere. E chi l'ha trovato l'ha chiamato Piras, non poteva chiamarlo Susinos. Simiraesti Virasiada. Infatti a quei tempi i bambini che venivano trovati abbandonati gli mettevano il cognome del punto dove veniva trovato, una pianta di pere selvatica, Pirastu. Se non sapevano che pera era, Piroti. Poi c'era la famiglia Melas, la famiglia Figus, c'erano tutti fiori, gente abbandonata. Io ho trovato il mio cognome, immaginatevi, a Orgosolo. Orgosolo nasce il mio cognome, è uno spazio tra una casa e l'altra, non è uno spazio dove si può passare, è un urgu, perché quando soffia il vento emette un suono e quel suono è pari a un ruggito, una specie di ruggito. Quindi il mio primo antenato fu abbandonato lì, quindi sono razza bastarda anch'io. Bastardo, una frase così può offendere o no, dipende dal tono. Si usa nei film per dare più aria cattiva ai protagonisti, aiuta lo sguardo e diventa più forte la rabbia di chi in quel momento è il centro che deve trattare in quel modo il soggetto. È una sfida pesante, perché mette in gioco nel forse la tua dignità, la famiglia, la mamma e il papà. E chi te lo dice pronuncia la frase coi denti ben stretti e la voce un po' rocca, bastardo, per dare più forza alla rabbia e istigare la sfida. Si dice scherzando che è molto attento, intoccabile, scaltro, colui che portava il cognome di mamma, i signori trovati e nati per caso. In natura il bastardo è spinoso, geloso, vuole essere al posto dell'altro. Vuole essere al posto dell'altro. I cani sono loro che danno lo spunto per dire bastardo o di razza. Chi muove la coda ed abbaia ti guarda ma non sa che appartiene a una razza. La sua inutile razza dipende da te, che decidi dove, quando, come, la mamma, il papà, il pelo, l'altezza, il colore, il valore di ciò che farà. Ognuno difende l'onore, il colore, la forma, l'incertezza e la paura che ha dentro. Tornando al bastardo colore dell'uomo, se più forte o di meno, dipende da ciò che sai fare. Se sei un calciatore eccellente della squadra avversaria sei bravo, ma sei sempre un bastardo.